Allora, buongiorno, sono Stefania Tescaroli, ho 43 anni e sono residente ad Adria, sono sposata con un cardiologo e ho 2 bambini, sono avvocato, da diversi anni esercito così. Per hobby mi dedico alla politica, ho una passione profonda e attualmente rivesto il ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale ad Adria, nel ruolo di opposizione, dopo diversi anni di maggioranza, e adesso mi candido per l'UDC, il partito quindi comunque che sostiene la lista che sostiene il candidato Premier Monti, e sono nella lista candidata per la Camera e nella lista Veneto 1. Se fossi eletta mi batterei principalmente per una cosa nel nostro Polesine, in particolare considerato che la piaga principale è la mancanza di lavoro e quindi la disoccupazione, come tutti sappiamo, cercherei di fare qualche cosa in questo senso. Quindi chiederei concretamente che il nostro Polesine fosse dichiarato zona economicamente svantaggiata. Questo perché? Non per sottolineare un elemento negativo, ma per cercare di trarre di ricevere dei finanziamenti pari a quelli che vengono dati al meridione, quindi per riuscire a finanziare una ripresa economica, quindi per investire nelle attività produttive che poi sono le uniche capaci di impiegare manodopera e quindi di assumere persone. Per l'Italia, a mio avviso, servono 5 cose almeno in via prioritaria. Primo, calibrare l'imposizione fiscale affinché non vengano colpiti sempre i redditi fissi e dobbiamo cercare di stanare i grandi evasori fiscali. Bisogna eliminare assolutamente l'IMU sulla prima casa ed eliminare la TARES sui servizi. Secondo luogo, a mio avviso, necessitano delle riforme strutturali per evitare i privilegi, togliere i privilegi e combattere la corruzione nel nostro Paese. Terzo, bisogna fare una nuova legge elettorale per consentire ai cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento. Quarto, bisogna attuare una protezione reale dello Stato sociale per tutelare le fasce deboli e la famiglia, che è cardine della nostra società. E infine, bisogna fare politiche a favore dei giovani, ma in modo reale. La promessa che mi sento di fare, se verrò eletta, è quella di mantenere un rapporto continuo, costante e diretto con gli elettori, affinché le loro istanze vengano portate nelle competenti sedi per cercare di trovare delle soluzioni ai problemi dei cittadini e soprattutto per cercare di risolvere i problemi del nostro territorio, che sono tanti, quindi non dimenticandoci da dove proveniamo e chi ci ha eletto.